In piedi, un minuto, in silenzio. In tutte le scuole d'Italia un omaggio alle vittime di Manchester, un pensiero ai coetanei uccisi dalla cieca barbarie di chi ha solo pochi anni più delle vittime. Eventi che sconvolgono ma che fanno parte della realtà, una realtà che bambini, genitori ed insegnanti comunicano con la giusta discrezione e delicatezza. I ragazzini oggi, come in tutta Italia, hanno osservato il minuto di silenzio per tanti coetanei, purtroppo vittime a Manchester. Che consapevolezza hanno di queste cose che succedono così grandi? I ragazzi sono stati responsabilizzati, in classe parliamo spesso di questi fatti, parliamo spesso di educazione civica, educazione sociale, del benessere di tutti, in primis in loro, ma anche di chi sta accanto a loro. All'interno di tutta una serie di attività vengono educati al rispetto dell'ambiente, del mondo, che è la loro prima casa e la loro prima famiglia, e di chi sta al loro accanto. Per cui a casa ne hanno parlato, a scuola ne abbiamo parlato e discusso ampiamente, proprio per capire che dobbiamo essere tolleranti verso noi stessi, verso l'ambiente, verso chi c'è accanto. I ragazzi sono sensibili. La quarta A della scuola primaria Collodi di Ceggia nel Veneziano, 19 moschettieri, come si sono definiti gli alunni della classe, sono addirittura campioni di riciclo del vetro e si sono svegliati all'alba per andare a Roma al Ministero della Pubblica Istruzione a ritirare il premio vinto grazie al loro elaborato multimediale Il vetro secondo noi.